Bomba dell'ultimo minuto al Napoli. Oggi parleremo di una notizia che sicuramente vi lascerà di stucco. Quanto il Paris Saint-Germain è stato vicino a portarci via Kvicha Kvaratskhelia quest'estate. Ma prima di iniziare, assicuratevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul nostro Napoli. Ebbene sì, il PSG, che di solito non lesina sugli ingaggi delle stelle, ha fatto un'offerta roboante per Kvara. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club francese ha messo sul piatto ben 110 milioni di euro per accaparrarsi il nostro fuoriclasse georgiano. Una cifra quasi equivalente alla famosa clausola rescissoria di Victor Osimhen, ma per fortuna il Napoli è stato fermo e ha rifiutato l'offerta. Antonio Conte, neoresponsabile della squadra, era già stato chiaro: Kvaratskhelia non è in vendita. Il tecnico considera il georgiano un elemento fondamentale del suo schema tattico e noi tifosi sappiamo quanto Kvara sia essenziale per il successo del Napoli. Con un contratto fino al 2027, il Napoli vuole assicurarsi di non essere colto alla sprovvista da nuovi interessi da parte di giganti europei. E se c'è una cosa che abbiamo imparato da questo mercato dei trasferimenti è che i soldi non sono tutto. Il Napoli ha dimostrato che, oltre a cercare rinforzi di grosso calibro, è determinato a tenere i suoi gioielli. Kvaratskhelia è il presente e il futuro del club e la nostra dirigenza lo sa. Ora voglio sapere da voi, cosa ne pensate di questa storia? Pensate anche voi che Kvara sia incedibile? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e, ovviamente, non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le notizie del Napoli. Forza Napoli, sempre!